Ed eccoci Alba al Passo Giao, anche qui timida all'inizio, però poi si è ripresa, ha cominciato a funzionare. Siamo parcheggiati, abbiamo dormito leggermente in pendenza, ancora ho il sangue di stanotte al cervello perché eravamo tutti storti e ci siamo resi conto che accanto a noi c'è un mezzo bestiale, ora ve lo facciamo vedere. Un mezzo su Sprinter 4x4 altissimo col tetto, penso avendo il letto basculante, e il nostro sembra piccolo a confronto, proprio minuscolo. Sì, però sarà un 5,40. Però è corto, sì, in effetti è corto. Bello, bello, molto bello. Bella l'alba, bella mattinata, abbiamo cominciato bene, a parte aver dormito tutti storti. E il freddo. E il freddissimo. Che vabbè, ci sta, siamo venuti a cercare anche il freddo. La colazione dei campioni. Dici, cosa abbiamo per colazione? Pane. Poi? Marmellata e burro d'arachidi. E cosa bolle nel bollitore? L'acqua. Per L'orzo. l'orzo bello caldo. Da notare che ancora lì c'è col piumino dentro il camper. Mi sto sciogliendo. Sì, c'era un certo freschino stamattina, devo dire che c'era freschino. Buona colazione! Bolle! Ed eccoci in località Rucurto, Ponte Rucurto, e stiamo andando verso il lago Federa, detto anche Croda da Lago, detto anche Rifugio Palmieri, detto anche basta. La camminata da qui dovrebbe essere circa 400 metri di dislivello, forse sì, un po' meno, quindi tutto sommato fattibile. C'è un freschino niente male. Bene, i colori sono spettacolari, Sì, il tempo sta reggendo. il tempo regge, vediamo quanto ci mettiamo, vediamo se c'è scritto all'ingresso del percorso quanto è previsto. Non è un'oretta e mezza da arrivare, Ma vedremo. più o meno. Va bene, intanto andiamo. Siamo a un terzo di percorso, forse un po' di più, fatto fino ad ora. Percorso com'è, Elisa? Ma Bellissimo, facile, gestito anche bene. tenuto benissimo, infatti
E bello, bello, molto bello. Fino ad ora straconsigliato. All'ombra. È un po' all'ombra e c'è un po' freschino, devo dire. Infatti ancora c'è il ghiaccio Per terra. per terra dove c'è l'acqua. Però bello, molto bello. Venendo da lì, arrivato più o meno a questo punto qui, proseguendo dritto si va a un punto panoramico che ci fa vedere tutte le Dolomiti Ampezzane, mentre di qui si prosegue verso il lago dove sta andando Elisa. Sta dando energia. Arrivati in questo pianoro, la salita dovrebbe essere finita e più o meno fra poco dovremmo essere in vista Lago Federa, Rifugio Palmieri. Noi abbiamo il pranzo, in realtà abbiamo dei panini con carne salata, buoni. Ed ecco alle nostre spalle il lago Federa Bellissimo. con i suoi colori autunnali, che è spettacolare. Adesso siamo un po' in controluce, quindi vedete più o meno. Appena ci spostiamo a rifugio vedrete molto meglio. Bello? Bellissimo. Ed eccoci giunti al rifugio Palmieri o Croda da Lago. Il lago è lì, più o meno. E ora ci godiamo un panino, eh? Che dici? Ragazzi, colori spettacolari. Bellissimo. Eravamo stati già qua in estate, ma in autunno è uno spettacolo infinito. Il riflesso è bellissimo. Spettacolo, spettacolo, spettacolissimo. E dopo aver speso una buona oretta e mezza al lago, spettacolo ragazzi, avete visto le immagini? Ritorniamo, siccome 3 metri di salita non ce la posso fare, siccome il percorso è lo stesso dell'andata, non registreremo niente, a meno che non troviamo qualche scorcio pazzesco illuminato alla grandissima, quindi in teoria ci vediamo al van, ok? A dopo. A dopo. Ed eccoci arrivati a fine percorso. A scendere ci abbiamo messo un'oretta e qualcosa, poco più di un'ora. Però stavolta, per la prima volta in vita nostra, abbiamo camminato rapidi. Abbiamo accelerato il passo. Torniamo al van e ora ci vogliono 6 docce, carico e scarico, insomma abbiamo un lungo pomeriggio davanti a noi. Ma lungo! Vabbè, Ce la faremo. però passeggiata, cioè spettacolo, ne valeva posto la pena. spettacolare, da qua da Rucurto è facilissimo arrivare al lago, Sì, sì, alla fine. straconsigliato. Noi l'avevamo fatta da Cortina la volta scorsa e ci eravamo uccisi.
Stavolta è andata molto meglio. Va bene, per il momento è tutto, non abbiamo idea di dove andremo, quindi lo scoprirete. Ciao! E alla fine, dopo un giro di non so quante miliardi di ore, questa tasca aperta fa impressione. Okay. E alla fine, dopo un giro di 1 miliardo di ore e di 1 milione di chilometri, siamo arrivati a San Martino di Castrozza, in un'area camper automatizzata, 10 euro fuori stagione. Tutto, luce, acqua, scarico, insomma parcheggio, notte, insomma tutto perfetto per 10 euro alla grandissima. E c'è Elisa ai fornelli che sta preparando. Cosa stai preparando? Diccelo. Spazio. Gli spazio. Spätzle, non sappiamo come si pronunciano. Con Speck ovviamente, funghi e panna. questo in onore di Omero. Vero? E in più formaggi e salumi. Com'è? E poi doccia di quelle fantastiche. Con uno shampoo. E shampoo e asciugacapelli pure. Siamo collegati alla rete elettrica e si può asciugare i capelli. I miracoli della tecnologia. Vabbè, buona cena a noi. E anche a voi. Pranzo, cena, qualsiasi cosa sia. Credo che ci vediamo domani mattina. A occhio e croce. Ciao!